A prendere le redini della situazione è stato ieri il vice premier Salvini, che dopo aver incontrato il ministro per gli affari regionali Erika Stefani e i governatori di Veneto e Lombardia Luca Zaia e Attilio Fontana, ha annunciato che entro la settimana le regioni, Emilia-Romagna compresa, gli consegneranno le rispettive bozze d'intesa con i punti critici, quelli su cui i ministeri diretti da esponenti del 5 Stelle fanno resistenza. Un documento di sintesi con cui il vice premier e leader del Carroccio tornerà alla carica con l'altro vice premier Luigi Di Maio e il presidente del Consiglio Giuseppe Conte, con i quali ieri sera Salvini era a cena a Palazzo Chigi, una riunione ristretta giudicata positiva. L'autonomia d'altro canto è nel contratto di governo e per Salvini va concretizzata entro la fine dell'anno, anche se dalle pagine di Repubblica oggi Di Maio, parlando dei 5 Stelle, puntualizza: noi sosteniamo l'autonomia ma non lo spacca Italia. All'ottimo ministro Stefani lo abbiamo detto chiaramente, permetteremo alle regioni che lo chiedono di poter gestire alcuni servizi, ma il percorso non sarà breve. Parole ancora una volta da interpretare, ci sarà una preintesa approvata in Consiglio dei Ministri, poi un vaglio politico mio, di Salvini e di Conte, prosegue Di Maio. Quindi il Presidente inizierà una trattativa con i governatori di Lombardia, Veneto ed Emilia. Infine si andrà in Parlamento e lì i presidenti delle Camere decideranno se sarà emendabile o no il testo delle intese. Ma per Salvini quella dell'autonomia è un'onda che non si arresta, visto che altre regioni, Liguria, Piemonte, Campania, Toscana, Umbria e Marche, hanno formalmente avanzato un negoziato in questo senso, col ministro Stefani che in audizione alla Commissione bicamerale per le regioni ha rimarcato: io sono il ministro delle regioni, ma di tutte ovviamente le regioni, non di quelle solo che hanno richiesto l'attribuzione di ulteriori forme particolari di autonomia. E quindi il mio obiettivo è quello di salvaguardare l'equilibrio delle prestazioni in tutto il Paese, in un percorso relativo proprio all'applicazione del 116 terzo comma. Zaia e Fontana che hanno ribadito di voler solamente applicare quanto previsto in Costituzione, ma che la strada sarà irta di ostacoli, lo confermano le affermazioni del governatore della Campania, Vincenzo De Luca. Siamo pronti a mettere in piedi un Vietnam istituzionale e costituzionale a ogni passaggio sull'autonomia differenziata, che sarà oggetto di valutazione della Corte Costituzionale.